Eccoci di nuovo collegati. Questa mattina sono più o meno da poco passato le 6:30 e ci stiamo dirigendo a un nuovo spot più vicini a casa. Io sono di Santa Margherita e per me uno dei posti più belli in assoluto, e non solo qua vicino ma praticamente di tutta Italia, è la Baia di Paraggi. Baia di Paraggi che fa parte dell'area marina di Portofino, quindi necessitiamo di un permesso, oltre che della residenza a Santa Margherita. Necessitiamo di un permesso rilasciato dall'ente parco che abbiamo dietro con noi, e niente, adesso poi vedrete con i vostri occhi di cosa sto parlando, per chi non c'è mai stato. Si tratta di una piccola baia, veramente piccola, e incastonata nella roccia a pochi passi sia da Santa che da Portofino. Non ha un grandissimo fondale, e tutta sabbia, qualche sprazzo di posidonia e di roccia qua e là, ma per il resto è completamente sabbia e di una bellezza veramente infinita. Eccoci. Come potete vedere, la parola strepitoso è dir poco per questo posto incantato. Sono più o meno le 7, siamo in pesca, mare all'ondetta giusta, cielo coperto, ed è forse meglio così, perché comunque questa baia è veramente limpidissima, e non a caso ho preferito una giornata come questa per venire qua, perché a mio parere almeno di giorno è abbastanza come pescare in un lago qua dentro, e i pesci, per quanto boccaloni, non sono così stupidi. E durante il ritiro, durante la buriana più totale, arriva lei, la signora. Attenzione, sono quasi le 10. Il vento forte, ci siamo dovuti spostare su una piattaforma che si trova lateralmente sulla destra, e proseguiamo la nostra azione di pesca. Sono le 10:10 ed è arrivata anche la seconda signorina, sempre con gli americani. Condizioni di mare, il nostro amico Daniele. La mattinata continua. Attenzione, quasi le 10. Rischio ipotermia ormai altissimo. Vento non molla, ma noi resistiamo. Sono le 11 e il vento ha avuto la meglio. Ritirato